nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Facciamo prima una preghiera a Sant'Antonio. O Sant'Antonio, che sei amico degli uomini e dei guidatori e di tutti coloro che sono lavoratori che si servono dei mezzi di locomozione per andare a lavorare o per divertimento o per svago, benedici e proteggi sempre i tuoi figli devoti che qui si radunano e che hanno fatto un percorso dimostrativo di fede con la tua statua in mezzo alla città, proprio per devozione a te. Non dimenticare tutti coloro che si affidano alla tua protezione. Sii sempre aiuto e sostegno nelle difficoltà della vita e nei momenti difficili. Non dimenticare in modo particolare quelli che sono più abbandonati, quelli che sono ammalati, quelli che negli altri anni erano presenti e adesso non possono essere presenti perché la salute è venuta meno. Difendi dal potere del nemico che cerca di allontanarci da Dio e sii sempre vicino a tutti coloro che ti invocano, in modo particolare a quelli che adesso qui hanno fatto questa rappresentazione e chiedono esplicitamente il tuo sostegno e il tuo aiuto. Benedicili tu e sii tu adesso intercessore presso Dio per quella preghiera che adesso faremo. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato all'uomo la possibilità e la capacità di fare sempre strumenti di lavoro e di locomozione più sofisticati. Benedici questo moto raduno e tutti coloro che ne hanno fatto parte. Assistili sempre, manda il tuo angelo santo a guidare, a custodire e a proteggere, e in modo particolare manda sempre Sant'Antonio come protettore speciale, perché possono avere Sant'Antonio come protettore in terra e compagno in cielo. Te lo chiediamo umilmente per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna con lo Spirito Santo con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Sant'Antonio, scenda su di voi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'acqua pure se non arriva è lo stesso, perché noi lo facciamo, è un fatto simbolico. Avvicinatevi se avete un po' di caldo, così vi bagniamo un po'. Grazie di essere venuti anche quest'anno, di aver partecipato a questa iniziativa. Grazie a tutti voi, alle vostre famiglie. E dato che adesso è l'orario anche canonico per tutti di andare a mangiare, buon pranzo a tutti. Sì, diciamo con voi ci sentiamo più sicuri, più tranquilli e la festa procede in modo veramente ordinato. Agli statuari di Sant'Antonio, grazie per la preziosa partecipazione e collaborazione. Gli statuari di Sant'Antonio, chi è che viene? Il capo statuario